20:10, buonasera, ben ritrovati sempre in diretta con Antena 3, tutta l'attualità. Ovviamente questa sera dobbiamo cominciare dalla notizia arrivata nel tardo pomeriggio, quella attesa e poi confermata, come avevamo anticipato. La previsione sul negativo del bilancio di Veneto Banca è di 1,5 miliardi. Poi ci sono tante altre notizie, chiaramente cercheremo di sentire dai nostri ospiti le prime reazioni a questo dato, che va ad aggiungersi al rosso di 1,9 miliardi per quanto riguarda BPV, la Popolare di Vicenza. Altri temi ovviamente invece legati all'accoglienza, anche perché ci sono diverse novità oggi in città a Treviso, e quindi lo commenteremo insieme. Do il saluto e ringrazio, cominciamo da Sandro Zampese, Lega Nord. Buonasera, ben trovato. Buonasera a tutti. Buonasera. Il candidato sindaco, voi non lo sapete, ma sarà candidato sindaco? No? Ho letto. Uno dei... No, non credo. No, non crede? Vabbè, dopo commentiamo. Sono analisi che si fanno. Ci sono nomi, c'è un sondaggio che la Lega avrebbe fatto, no? Paolino Barbiero, ho letto, sentito? No, stamattina non ho visto. Buonasera, ben trovato al segretario dello SPCGL dei pensionati, Paolino Barbiero. Allora, prima di arrivare a questo sondaggio che pare appunto la Lega abbia fatto con SVG, e sentiremo il commento di Zampese, perché è appunto tra i nomi cosiddetti papabili. Ha seguito il telegiornale poco fa, abbiamo dato questo dato che era prevedibile di 1,5 miliardi di rosso. Per quanto riguarda le sedi si dice la chiusura di ulteriori 70 filiali dopo le 36 già chiuse nel 2015, poi tra poco vedremo anche la paura dei dipendenti che ovviamente hanno ansia per il futuro che li può riguardare in Veneto Banca. C'è solo il problema dei dipendenti, c'è anche il problema del tessuto economico, anche perché questo 1,5 miliardi si somma a tutte le perdite che sono state scaricate sui soci, e non è detto che sia finito, perché questa banca, come altre banche, hanno ancora molti immobili in pancia che sono, come si dice, a credito, che fanno parte di mutui, molti dei quali alla fine si sono anche svuotati, perché la gente, essendo anche loro andati in crisi, non sono in grado di continuare a pagare i mutui e sono tornati a casa loro, e quindi da questo punto di vista bisognerà anche quantificare quel pezzo. E poi c'è un problema importante che stiamo vedendo in queste settimane, cioè le aziende che hanno bisogno di credito non lo trovano, e quindi rischiano di saltare, pur essendo aziende che hanno prodotto, che hanno capacità produttiva, e quindi alla fine quel poco di ripresa che c'è rischia di essere affogato dentro questa situazione di crisi di Veneto Banca. Poi dicevamo che il totale dei proventi operativi, poi tra l'altro anche qui chiudono le filiali, ma serviva a fare tutte quelle filiali, perché poi alla fine erano troppe, anche prima, no? Prima alla fine si facevano le filiali dappertutto, basta guardare se vai a Motta di Livenza piuttosto che a Pieve di Soligo, cioè paesi che hanno 10.000 abitanti, c'erano tutte le banche, tutte con le loro filiali. Questo la dice lunga, perché se poi vai a guardare anche l'imponibile di quelle realtà, vedi, ma come fa a esserci un imponibile fiscale così basso, e tutte queste banche e tutte queste versamenti dentro in banca? C'è anche questa questione. Probabilmente il discorso delle filiali sì, è vero, però non è l'elemento principale, perché diciamo caratterizzava quelle banche sul territorio, la presenza del territorio, e quindi erano territori anche vivi dal punto di vista economico. Più che altro è proprio la gestione che è stata fatta con questi conti un po' ballerini, e che alla fine sono venuti fuori, cioè alla fine la resa conto c'è stata, e abbiamo le vittime sono i correntisti. Se posso fare un parallelo. Scusi, i risparmiatori, e soprattutto i piccoli risparmiatori, quelli che hanno dato il TFR, che hanno dato la speranza della loro pensione, eccetera, e anche tanti dipendenti di queste banche. Tanto l'offerta di transazione non è arrivata a livelli, chiaramente non al 100% come si poteva sperare, ma insomma era abbastanza difficile. Hanno aderito 54.359 azionisti, il 73% del totale, che portatori sarebbero del 67,6% delle azioni comprese nel perimetro, così si definisce. Poi c'è questo calo di 12,7 miliardi di euro, quindi meno 17,2% sui proventi operativi. Queste sono le voci poi importanti, quindi i soldi correntisti che se ne sono andati, questo poi in soldoni
è il dato che forse preoccupa più. Adesso c'è l'appello da parte di 2 amministratori delegati chiaramente a fare veloce, cioè ad andare rapidamente a quella che ormai è chiaro a tutti debba essere una fusione, o no? Tra certo, Popolare e Veneto Banca. Anche perché in questi anni sono stati bruciati 20 miliardi, quindi una manovra economica dell'intero Paese. E chiaramente sono stati bruciati perché c'è qualcuno che si è arricchito, c'è qualcuno che quei soldi li ha utilizzati per scopi diversi da quelli che doveva fare una banca popolare. Adesso intanto bisogna osservare l'occupazione delle banche e quindi poi ci saranno dei costi sociali, perché poi bisognerà per una parte consistente di persone provare a fare come nelle grandi crisi, prendere quelli vicino alla pensione, accompagnarli, ma ci sono dei costi sociali. Le spese per il personale nel 2016 sono già scese del 2% praticamente. Quindi. Sì, ma 2% rispetto alla quantità complessiva è, come si dice, un pezzetto. Però, dicevo prima, questo meccanismo di banche popolari, ma di banche anche nazionali che arrivavano in tutti i paesi e che aprivano gli sportelli, fa un po' il paio con quello che sta succedendo con i centri commerciali. Apre un centro commerciale, arriva una catena, poi un'altra catena, poi un'altra catena. Alla fine, se tu vai a guardare quello che è successo in questi 10 anni, si sono moltiplicate le catene commerciali e i consumatori sono sempre quelli. Tra l'altro una parte di questi sono anche impoveriti, o perché hanno perso lavoro o perché sono stati fregati da Veneto Banca. Quindi questo è un meccanismo di crescita perverso, perché è una crescita che non è stata sostenibile e rischia di cascarci addosso. Tra l'altro, prima queste banche si sistemano e meglio è, perché sennò rischiamo di perdere la ripresa che sta arrivando e questo è un dato che a noi ci preoccupa, perché abbiamo la possibilità di attenuare la disoccupazione, di dare qualche prospettiva ai giovani invece che vadano, come si dice, all'estero, e c'è il rischio che perdiamo questo treno. Insomma. Cosa dice? Anche quelli che non hanno accettato fanno ricorso, ma c'è il rischio che facciano ricorso contro una cosa che sparisce. Che non c'è più, certo, però è il caso di Verona che poi ha aperto, no? Giurisprudenza su questo, la signora che è riuscita a ottenere l'intero investimento di 40.000 euro. Prima la fusione era l'idea di Zaia sin dall'inizio, no? Sì, certo. Però prima di preoccuparmi, sì, è vero, cioè bisogna preoccuparsi dell'assetto della banca, perché così prima tornano i conti in ordine e prima anche diminuiscono le sofferenze. Però la cosa principale che ancora non è stata fatta è quella di sistemare tutte le persone che sono state truffate, tutti i correntisti che ancora adesso si vedono, soprattutto chi aveva, come dicevo, versato lì proprio tutti i suoi risparmi, certo. che si vedono i risparmi di una vita polverizzati. A queste persone la Regione Veneto con l'USL ha fatto una egregia rete di assistenza anche dal punto di vista sociale, psicologico, e con assistenza anche di vari professionisti. L'abbiamo trattata in commissione a Treviso non più di 2 giorni fa, e anche il Comune di Treviso entrerà in questa rete, e bisogna che tutti facciamo qualcosa, perché non possiamo far passare impuniti i fatti, gli accadimenti che sono successi e che hanno portato alla truffa, alla spoliazione di queste persone. Ultimo flash, poi torniamo a Barbiero. Mi fate vedere... Tutti a piede libero. Tutti a piede libero, dice. Allora, quello che è stato l'incontro poi di oggi pomeriggio a Silea, appunto con i sindacati per affrontare il futuro di questi lavoratori in Veneto Banca che sono terrorizzati. I dipendenti sono vittime quanto i risparmiatori del disastro delle banche venete, per questo devono essere parimenti tutelati. In sintesi è questo il messaggio partito oggi dall'assemblea dei 50 delegati della CISL, del gruppo Veneto Banca, riuniti oggi pomeriggio a Lanzago. Sindacato che punta a mantenere comunque gli attuali posti di lavoro, mentre già si parla di tagli con la fusione da oltre 2.000 dipendenti su un totale di 6.100 assunti. Noi di esuberi non ne vogliamo proprio sentire parlare. Dichiariamo la fusione un bagno di sangue, perché le sovrapposizioni che ci saranno a seguito della fusione sono tante che determineranno per forza di cose delle eccedenze di personale. Dipendenti che rischiano di pagare per colpe altrui, con il sindacato che rimanda al mittente le accuse di aver collocato quasi a forza i titoli bancari sovrastimati. Noi avevamo visto che c'erano dei valori in bilancio che non erano coerenti con quello che la banca esprimeva, però non era compito nostro, c'erano dei regolatori che dovevano dire che cosa non andava.
riguardava Banca d'Italia, Consob e pure quelli che hanno autorizzato gli aumenti di capitale. I dipendenti hanno agito sotto il vincolo del lavoro di rapporto subordinato, per cui le responsabilità vanno ricercate in alto e non in basso, e comunque le coperture sono state determinate con il Fondo Atlante per l'operazione di transazione offerta ai soci. Che però non è bastata ad evitare per Popolare Vicenza un rosso di bilancio da 1 miliardo e 900 milioni di euro, di cui 1 miliardo e 470 milioni come fondo per le cause più che probabili. Con questi numeri è difficile che la BCE dia il via libera all'intervento di Stato, che alla fine, secondo i sindacati, è l'unica via percorribile per evitare fallimenti e fusioni. Ci sono altre vie, perché se è vero quello che dice la vigilanza europea, che le due banche vanno ricapitalizzate prima di essere fuse, non si capisce perché si devono fondere quando sono ricapitalizzate, sono a posto con i ratio patrimoniali. Quanti dipendenti rischiano secondo lei? Ma noi non abbiamo la sfera magica, come dire, quando si fanno le trattative sindacali si dice esuberi nessuno, si trovano altre soluzioni, si parte così, però poi dopo bisogna fare i conti con la situazione. Quello che mi preoccupa è che ancora si sta discutendo che bisogna cercare i responsabili. I responsabili sono tra chi aveva, come si dice, ruoli di dirigenza appunto a tutti i livelli. Dice i nomi ci sono, si sa. I nomi ci sono quelli, e se si vuole fare un'operazione seria, tra questi c'è gente che hanno patrimoni propri, patrimoni che hanno trasferito ai figli piuttosto che alle mogli o alle amanti, si vada a prendere tutta quella roba là. È come si dice socialismo reale fare questa cosa qua. Bene, si faccia un'azione di socialismo reale e si restituisca i soldi, perché poi quando si dice che sono stati truffati i pensionati, che è vero, condivido quello che diceva anche Zampese, il punto vero è che bisogna decidere dove vai a trovare quei soldi, e se i soldi li vai a trovare dallo Stato e lo Stato, come si dice, tassa tutti i cittadini per coprire quella roba là, non va bene neanche quello, perché per esempio anch'io ho il conto in Veneto Banca, ho i miei 5.000 euro, non ci ho rimesso niente perché ho un conto normale. Chiaramente il problema qual è? Che quando sono venuti da me a chiedere le obbligazioni li ho mandati a quel paese, perché sapevo, come si dice, cosa si andava incontro. E ho sempre detto, quando chiedevano a me, state attenti che quando ti promettono il 5-6% vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. È come quando vai al casino uno vince e 1000 perdono. Quando vai dentro a quel meccanismo là sei, come si dice, più guadagno più rischio. Ok, più guadagno più rischio. Il punto vero è che quelli che dovevano guadagnare rispetto al rischio lo hanno fatto. Quando hanno capito la malparata, siccome erano dirigenti dentro i consigli di amministrazione, hanno lasciato, si sono tirati indietro i propri soldi. Poi abbiamo anche fior di imprenditori che ci hanno rimesso dei soldi, ma prima di rimetterci hanno avuto prestiti a tassi bassissimi, perché basta guardare tutti i dati degli ultimi 10 anni. Siccome io mi ricordo, ho partecipato anche alle assemblee degli industriali da quando c'era Tomata, Vardanega, erano tutti che attaccavano le banche perché non davano soldi e poi erano dentro i consigli di amministrazione, cioè o guardavano due bilanci diversi, non lo credo, quindi non è che possiamo meravigliarci adesso. C'è gente che ha lavorato là, sapeva come funzionavano le cose, ha guardato bene di garantirsi attraverso i flussi e i fidi, come si dice, della banca, di rifare cassa, poi quando è saltato tutto, sapendolo prima, sono anche rientrati e adesso siamo ancora qui a dire ci vogliono i responsabili. I responsabili ci sono. Qualcuno che va in galera, no, e si butta via le chiavi forse sarebbe un segnale di fiducia, anche perché se si fa così molto probabilmente se chiedono alle persone di mettere ancora i soldi in banca, di avere fiducia via di questo passo. Se non si fa così e tutte queste persone sono tutte a piede libero, uno dice guarda alla fine è andata bene a questi, arrivano altri. Si chiama Stato di diritto. Bravissimo. Certezza della pena, i responsabili, io giustamente non sono dentro gli approfondimenti, però mi pare logico che i responsabili vai a cercarli nei vertici apicali, non vai a cercarli nel bancario di turno, eccetera, che magari rischia il posto anche adesso. Il dipendente che vendeva le azioni ai familiari. Certo. Perché se la banca lo costringeva a fare per avere 4 lire di premio. È l'effetto vendita enciclopedie, che le prime le vendevi quando andavamo a scuola, i primi lavori si facevano. Agli amici e i parenti. I parenti erano tartassati e gli davi queste enciclopedie. L'amico fraterno si riempiva. E così hanno fatto tanti, però giustamente ci vuole la certezza della pena, colpire in ogni misura soprattutto le persone e i capitali. I capitali, come diceva Barbiero, i capitali possono anche non esserci, perché possono essere anche stati trasferiti, eccetera, bisogna riuscire a colpire, se no avremo sempre qualcuno con un cerino in mano. Facciamo un esempio: quando il governo ha fatto il rientro dei capitali all'estero, i cosiddetti Tremonti bond, e li ha fatti al 7,5%,
Le banche hanno detto: guardate, invece di andare a prendervi i soldi dallo Stato che vi rende il 7,5, riportate voi i capitali, che il 5% che dobbiamo mettere delle tasse che pagate ve le paghiamo noi come banche. E io so che ho partecipato a un'assemblea in incognita, anche se mi conoscevano al Bianca Aereo Hotel, c'erano più di 500 persone tutte interessate a capire come portare, come si dice, i capitali all'estero dentro in banca, e la banca li garantiva il 5%. Molti di quelli poi sono rimasti fregati, cioè per dire che non è possibile che masse consistenti di denaro girino senza nessun controllo e poi quando scoppia tutti si meravigliano. No, lo sapevano, perché chi gira il denaro sa cosa fa, non è che, come si dice, il presidente non sappia quello che ha fatto l'amministratore o quelli che sono dentro il consiglio di amministrazione non sappiano, perché insomma per chi ci sta dentro il consiglio di amministrazione, se gli presentano i numeri qualche domanda la può fare, può verificare, e poi ci sono i revisori dei conti e poi è passata alla Banca d'Italia, quindi insomma responsabilità ce ne sono tante. Ci fosse qualcuno che pagasse, molto probabilmente si ripristinerebbe anche quella fiducia che manca. Il processo va avanti. Allora intanto non so se c'è la pubblicità già adesso, ragazzi, fatemi sapere, perché dopo dobbiamo chiedere a Zampese notizie di questo sondaggio che la Lega Nord avrebbe fatto sui nomi dei possibili candidati a sindaco a Treviso, e tornare ovviamente al tema dell'accoglienza con un po' le novità di oggi. A tra poco. Torniamo in diretta 20:10, allora vi leggo quello che sarebbe il sondaggio commissionato a SVG, come spesso fa la Lega Nord, con una lista che comprende i nomi dei possibili candidati. Non ci sono le percentuali, purtroppo, si sa solo di chi sarebbe lievemente più avanti, ma i nomi sono Mauro Michelon, Sergio Marton, Riccardo Barbisan, Sandro Zampese, Federico Caner, Fulvio Zugno. Questi nomi che sarebbero stati sondati per capire un po' qual è la risposta in città. Quindi c'è anche lei. Sapeva nulla? Che cosa le hanno detto delle percentuali? No, io non Michelon lievemente avanti. Sì, poi, io giusto? non sapevo nulla ed è giusto che sia così, per un sondaggio serio. Sì, so anch'io che hanno detto che il vantaggio è di Michelon. Ovviamente non deve essere una gara. Cioè, la segreteria provinciale ha fatto fare questo sondaggio per un'analisi, questa è una parte dell'analisi che farà in vista 2018, che sarà una cosa, presumo, ben più complessa. Noi nel nostro movimento siamo tutti funzionali a un servizio, e quindi la persona che in quel momento sarà più funzionale per competere gli verrà chiesto, e questa persona dirà di sì. Mi piacerebbe? Oddio. Fare il primo cittadino della propria sindaco città. È un grande sacrificio, non lo dico come... è un grande sacrificio, non lo so, è un grande sacrificio. Sacrificio personale, e quindi perché io penso che la politica sana, la vera politica, sia quella amministrativa, sia come sistema elettorale, sia come remunerazione dei consiglieri comunali, dei sindaci, degli assessori, eccetera, sia dell'impegno che sindaci di tutti i partiti, profondono. Sindaci, assessori e consiglieri emanano nel territorio. Cioè, questo è il vero legame che il cittadino ha con il politico. Poi quando si va più alti si perde un po' questa... Su quali punti si batte Manildo, secondo lei? Manildo avrà, secondo me, difficoltà a battersi, per carità, cercherà adesso di fare buon viso cattivo gioco, e quindi di tirare i remi in barca con le ultime cose che ha fatto, poche per la verità, su quello che aveva promesso. Lui aveva promesso, ricordo, 4 anni fa, quindi quando aveva battuto Gentilini, il rinascimento, la rinascita della città, che non c'è stata. Aveva promesso una città aperta, che non c'è stata. Aveva promesso una città cambiata, non c'è stato nulla. Non ha prodotto, se devo dire come lavori pubblici, ha prodotto due piazze strapagate,
Piazza Rinaldi, che non aveva bisogno, e Santa Maria dei Battuti, una sistemazione a Santa Maria, perché dopo casomai ne parliamo anche dopo. E poco altro ha fatto, e questo è oggettivo, se non vogliamo dire che ha permesso a un centro sociale di occupare illegalmente. Perché adesso vedremo anche il servizio. Cosa dice Barbiero invece? Perché ci siamo l'anno prossimo, quindi dopo l'estate comincia la campagna elettorale. Ci siamo anche tra poco, perché ci sono una decina di comuni, tra cui Conegliano, che votano, tra cui Conegliano e altri più piccoli. Per noi ci interessa avere il confronto con i sindaci, perché comunque facciamo la contrattazione sociale, l'abbiamo fatta con tutti i 95, quest'anno abbiamo ricominciato di nuovo, questa mattina abbiamo firmato un'intesa con Conegliano, la settimana scorsa con come si dice, Montebelluna, la settimana prossima con Preganziol. Quindi noi poniamo delle questioni che sono questioni di natura sociale, che se poi vengono risolte bene dal centrodestra o dal centrosinistra, per noi va bene, non è che diciamo no se ce lo risolve il centrosinistra o diciamo sì se ce lo fa il centrodestra o viceversa. Stiamo al merito delle questioni. Per esempio con la giunta Manildo noi abbiamo concretizzato un percorso che era iniziato con Gobbo, quello di fare l'esenzione sull'addizionale IRPEF a 15.000 euro. La giunta Gobbo in uscita aveva detto non ci sono le risorse, vediamo se le troviamo, poi è stata fortuna, è stata bravura, non lo so, le ha trovate e le abbiamo portate a casa, ma a noi ci andava bene portarle a casa anche prima, quindi il contesto è questo, quindi insomma a noi interessa rappresentare la parte più debole della comunità. Parte più debole dentro a una verifica, perché abbiamo visto quanti furbetti che ci sono, che per esempio vanno, come si dice, a chiedere l'esenzione del ticket e magari hanno 200.000 euro in banca. 43% che appunto dopo le verifiche dell'ULSS non avevano diritto, sono quelli che hanno fatto l'autocertificazione, abbiamo raccontato settimana scorsa. Che succede con Django? Avete scritto a Manildo voi, no? Sì, Django è un caso paradossale. Centro sociale. È un centro sociale occupato illegalmente, ma sopportato da questa amministrazione, quindi un'amministrazione che dovrebbe invece garantire l'ordine e il rispetto delle regole e delle norme è la prima che disattende quello che dovrebbe fare, cioè l'istituzione. C'è un reato di invasione di immobile, è un reato penale, è un reato che non si cancella, è un reato di tipo permanente. Noi abbiamo fatto 4 o 5 ordini del giorno, tra i quali io ho chiesto, è stato fatto anche un consiglio comunale straordinario su questa questione vergognosa, e con tutta risposta hanno detto che hanno secretato le azioni, quindi non sappiamo neanche cosa hanno fatto, sappiamo solo che l'unica cosa che effettivamente dovevano fare, che era l'ordinanza di sgombero, non l'hanno fatta. Motivo? L'ha detto qualcuno anche in consiglio comunale, apertis verbis, perché il collettivo del centro sociale sono contigui elettori di qualcuno che è là in consiglio comunale, quindi sono... Cosa dice Barbiero? Noi proprio in queste settimane stiamo andando nelle scuole a fare iniziative come sindacato dei pensionati sulla legalità, e quindi chiaramente parliamo di legalità nel lavoro, di legalità rispetto al sistema economico e quanto l'illegalità toglie in termini anche di benessere che potrebbe essere distribuito. Quindi siccome là si fa un'occupazione che non è legale, credo che bisogna riportare tutta la legalità. Per esempio noi anche qui giovani li abbiamo sostenuti, quelli di binario 1, per fare un'iniziativa sotto il cavalcavia recuperando uno spazio. Voglio farvi vedere un flash, veramente. C'era un bando. Allora vi faccio vedere un flash, ragazzi, facciamo vedere i guardiani, non la protesta di oggi legata a Django, perché abbiamo già sentito anche Zampese. Parte il servizio dei guardiani all'interno dei parchi dopo le polemiche, ricorderete, i giardinetti Sant'Andrea, insomma, presidiati più da stranieri che da trevigiani, la lamentela di commercianti e residenti dopo quell'aggressione all'interno di un parco in città da parte di un profugo. Vediamo cosa è successo oggi.
È una forza veramente notevole quella che metteremo in campo. Non saranno soltanto dei guardiani, ma anche e soprattutto dei mediatori, volontari con la pettorina che dovranno intervenire cercando di sensibilizzare i frequentatori dei parchi a Treviso. Per 5 ore ogni giorno, anche i sabati, andranno avanti e indietro nelle zone calde della città, tra i giardinetti Sant'Andrea e quelli della stazione ferroviaria, passando per Piazza Borsa e via Fiumicelli. La presenza di un mediatore è necessaria secondo me, perché i ragazzi, gli ospiti sono nuovi in questo territorio qua, non conoscono le regole che circondano questa città, quindi è necessario che qualcuno che riesce a comunicare con loro. Alexander ha 31 anni, lavora proprio come mediatore culturale. Gli altri volontari sono dell'associazione Radio Club di Treviso, saranno guardie parchi. A passeggio con loro questo pomeriggio, oltre al comandante dei vigili urbani, c'erano anche il sindaco e il vice sindaco. Siamo partiti dalla stazione, era già stato oggetto di una nostra ordinanza, l'anti-alcol, proprio per cercare che questi che sono dei luoghi magici, abbiamo i corsi d'acqua vicino, posti bellissimi, vengano vissuti da tutti i cittadini, quindi abbiamo deciso di partire da queste zone per proprio ridare l'attributo di spazio pubblico a questi luoghi. Durante il sopralluogo l'occasione per parlare con molti giovani che bivacano spesso tra i giardinetti Sant'Andrea e la stazione, come vi avevamo segnalato, raccontando la preoccupazione di residenti e commercianti. In uno dei cestini è stata trovata questa bottiglia vuota, potrebbero averla buttata alla vista dei guardiani. Alla vista dei guardiani, cosa dice Zampese? Ma io dico che secondo me, con tutta la buona volontà del mediatore, questa giunta farà un buco nell'acqua, perché le premesse non mi piacciono, perché quando si dice bisogna educare queste persone che arrivano qui stranieri e non conoscono le regole, ma non c'è bisogno di grande conoscenza per capire che non si butta una bottiglia per terra, che non si rompe o non si importuna una ragazza, ma scherziamo? Ma qui non ci vogliono i mediatori culturali, ci vuole più sorveglianza nelle aree buie, nei parchi. Io mi ricordo che Manildo, una delle prime cose che doveva fare, ha detto la città libera, leviamo le catene di Gentilini, i lacci, eccetera. Se vi ricordate, volevano levare le inferriate di Sant'Andrea, esatto. Quando in tutta Europa, in tutto il mondo, i parchi pubblici verso sera vengono chiusi per problemi di sicurezza. Allora, ovviamente non l'hanno fatto perché hanno capito anche loro, anche se erano inesperti, eccetera, che questo comunque andava verso il segno della sicurezza. Adesso portare i mediatori, sì, va bene, servirà a qualcosa, ma non serve per rendere sicuri i parchi urbani e i parchi extraurbani, che sono invece in preda dei delinquenti, dei ragazzini, eccetera, che ne combinano tutti i colori. Credo che le regole vanno esplicitate e vanno fatte rispettare. A prescindere che le persone siano, come si dice, le regole vanno come si dice fatte rispettare, cioè se ci sono persone che sanno quali sono i loro doveri e non li rispettano, sì, come si dice, prendono i provvedimenti contro queste persone. Se qualcuno non lo sa, la prima volta glielo spieghi, la seconda volta glielo fai capire anche con le cattive se serve, punto. Cioè ci vogliono delle frustate, diamogli delle frustate, non è questo il problema. Il punto vero è che bisogna, come si dice, diciamo, economiche, sanzioni, no? Ecco, bisogna educare queste persone, no? Vengono qui, sono accolte. Quelli che hanno testato l'autista, certo, non hanno mica bisogno del mediatore culturale, hanno bisogno della galera. Certo, cosa sto dicendo? Nel momento in cui, come si dice, non capiscono con le buone, lo capiranno con le cattive. Santa Maria dei Battuti cosa voleva dire? No, dico, Santa Maria dei Battuti hanno fatto l'inaugurazione ieri, vabbè, non è finita ancora, però quasi inaugurazione, dai, devono completare ancora alcune cose. No, loro lo chiamano inaugurazione perché si vergognano, sono in ritardo di almeno 6 mesi sulla tabella di marcia. Ma quello che volevo dire è che almeno avessero avuto la bontà, la dignità di dire abbiamo sbagliato, perché sono partiti con un progetto, intanto un progetto era 420.000 euro, siamo arrivati a più di 800-900.000 euro, quindi il doppio, quindi serve anche una cosa della Corte dei Conti. In più, praticamente si sono dimenticati buona norma su un'opera pubblica, specialmente su una città di origine romana, e diciamo che la zona di Sant'Andrea era castro romano, più medievale,
di fare le indagini archeologiche, queste lo farebbe chiunque, loro si sono dimenticati, le hanno fatte post. E quindi questo ha rallentato, no? Poi certo, ma sì, aspetta, ma sì. non hanno fatto neanche la bonifica bellica, che lì in effetti purtroppo Treviso è stata bombardata, quindi ci sono state una serie di inadempienze e di negligenze che hanno portato a un rallentamento. Questo rallentamento fosse stato fine a se stesso, vabbè, uno può anche capirlo, ma ha provocato la chiusura di 3 attività, ha messo in difficoltà tutti i commercianti e gli uffici della zona, e penso veramente che è stata una vicenda molto travagliata. Allora, devo chiudere. Grazie a Paolino Barbiero, segretario dello SPI CGIL Pensionati, e a Sandro Zampese della Lega Nord. Grazie. Soprattutto a voi per averci seguito. Ricordatevi l'attualità ogni sera su Antena 3 con 20:10. Domani mattina torniamo in diretta alle 6:30 con la Voce del Mattino. Ora il telegiornale del Veneto. Grazie, buona serata.